Eder Production, Isole Sparse, Renato De Paoli. Oggi 8 gennaio 2012. Raccontiamo un po' di storia patria della Repubblica Veneta, ovvero gli anni 1796-1797, il prologo della caduta della Repubblica 1796 fino al 12 maggio 1797, che il doge Ludovico Manin abdica a favore di una pseudo repubblica democratizzata da Napoleone, e quindi scompare la Repubblica Veneta, che aveva più di 1500 anni. Ma andiamo per gradi. La cosa, allora, 19 maggio 1796 la Repubblica Veneta è uno stato sovrano, indipendente e non belligerante, e quindi applica una neutralità disarmata ufficiale. Dice: io non mi schiero né con i francesi che erano in rivoluzione, c'era la rivoluzione francese, c'era il direttorio, non mi schiero né con gli austriaci, né faccio altre alleanze con gli inglesi o con la Spagna, né col papato. Io rimango, non ce l'ho tanto meno con la Repubblica francese, che era appena sorta. Le uniche repubbliche che c'erano in Europa erano la Repubblica Veneta millenaria e la pseudo reclamata neo dichiarata Repubblica francese. Lo schieramento, prima del 19 maggio 1796, vedeva la Spagna, la Gran Bretagna e tutte le corone unite contro la rivoluzione francese. Cosa succede il 19 maggio 1796? La Spagna, che era alleata con gli stati pontifici, abbandona l'alleanza con la Gran Bretagna e si allea con la Francia del direttorio. Lo dice la Cambridge. Nello stesso giorno c'è la capitolazione dei legati pontifici a Bologna, capitolazione a favore di Napoleone I, che era entrato già in Italia, ovvero era entrato nella pianura padana, aveva sbaragliato le forze degli Savoia nel Piemonte, aveva sbaragliato le forze austriache del Ducato di Milano, aveva girato le sue armi verso gli stati pontifici e aveva puntato su Bologna. Già a maggio Bologna aveva capitolato. Il 1 giugno 1796 Napoleone viola la linea del Mincio, confine storico veneto, col Ducato di Mantova. Mantova in quel momento storico lì è ancora occupata dagli austriaci. Avevano abbandonato Milano strategicamente sotto l'incalzare di Napoleone I e si ritirano però in Mantova e non hanno nessuna intenzione di cederla. Il territorio della Repubblica Veneta, sovrana, indipendente, non belligerante, disarmata assolutamente, diventa luogo di scontro tra milizie francesi
e milizie austriache. La Repubblica Veneta inoltra proteste, ma non sono inascoltate perché, non belligerante, in pratica sul suo territorio cominciano a guerreggiare austriaci e francesi. Il 23 giugno 1796 la legazione pontificia firma l'armistizio col generale Bonaparte. Da giugno a febbraio 1797 continueranno insorgenze nei legati pontifici. Il 17 novembre 1796 i francesi passa la linea dell'Adige e dell'Alpone nella famosa battaglia di Arcole. Il 2 e il 3 febbraio 1797, dopo che a Tolentino erano stati fatti degli accordi tra Papa, l'Austria e i francesi, capitola Mantova con l'onore delle armi. Ma siccome in quel momento la Romagna, legato pontificio, si ribella, Bonaparte torna sui suoi passi e va di nuovo in Romagna, dove piega le truppe pontificie, cosicché si torna a fare un altro trattato di Tolentino il 17 e 19 febbraio 1797, trattato che cambia le prospettive e viene preparato Leoben, ovvero ci si mette d'accordo di inviare Napoleone a trattare direttamente con l'imperatore, solo che non si fida Napoleone, che non è ancora Napoleone primo imperatore di Francia, ma è ancora un generalino tra tanti. Decide di partire però con tutto il suo esercito e va fino a Leoben. L'Austria fa finta di resistere e lo lascia passare per andare a trattare a Leoben. Infatti il 31 marzo 1797 Clark del Direttorio tenta di fermare Napoleone, ma quest'ultimo, Napoleone I, ancora generale, golpista in quel momento qua, anticipa e scrive direttamente all'arciduca Carlo d'Asburgo per trattare lui direttamente. Aveva le casse piene di denaro che aveva razziato ormai dalle casse venete e anche da tutti gli stati che aveva invaso. Talmente tanti soldi da determinare la politica a Parigi, dove c'era Barras che era il numero uno, ma già aveva i suoi uomini, cominciava a piazzare i suoi uomini e sentirsi forte Napoleone da poter dettare almeno qualche linea strategica, tant'è che a trattare coi delegati dell'imperatore austriaco Asburgo ci va Napoleone a Leoben, ed è il 3 aprile 1797. C'è un grave lutto nella marina veneta repubblicana, muore il comandante Nani. L'8-18 aprile 1797 l'armata francese vola a Leoben, a 40 miglia da Vienna. Il 17 aprile 1797, mentre Napoleone è a Leoben, fa scoppiare il casus belli,
e comincia la sollevazione a Verona, chiamata Pasque Veronesi, che durerà il 18 aprile, 19, il 20, il 21 fino al 25, che culminerà nella repressione francese dentro lo Stato Veneto neutrale, disarmato e sovrano. Il 18 aprile 1797 gli Asburgo austriaci e Napoleone francesi firma i preliminari per cedere la Repubblica Veneta. Il 20 aprile 1797 il vascello francese Libérateur viola il divieto di venire dentro al porto della Repubblica di Venezia e il provveditore veneto Pizzimano e lo fa giustamente abbordare. Dopo il 30 aprile 1797, anzi il 30 aprile 1797 a Parigi il direttorio ha seccato sulla tavola i due trattati da ratificare: il trattato di Leoben, che Napoleone l'aveva firmato appunto a Leoben con i delegati imperiali degli Asburgo, e il trattato di Tolentino, che sempre Napoleone l'aveva fatto firmare ai delegati del Papa. Napoleone, dopo il levarin della riforma costituzionale, fa scarcellare la Repubblica Veneta. I Veneti potevano sostenere di sicuro un assedio e potevano colpire a morte interessi aristocratici di terraferma. Lo dice Dal Negro sulla Trecani, capitolo terzo, pagina 251 della storia di Venezia. Pure sempre lo stesso capitolo, sempre lo stesso autore Dal Negro, pagina 255. Storia di Venezia, Trecani. Da lì a pochi giorni, il 12 maggio 1797, Ludovico Manin, che non ha fatto niente per fermare questa cosa, abdica a favore di una municipalità democratizzata, salvare la sovranità e la proprietà. Battaglia e Piero Donà gli ha giudicato e gli ha guidato a salvare la proprietà. Dopo venirà avanti il 17 ottobre il trattato di Campoformio. Il 22 maggio però, prima nel 1797, scommisse a desfar tutta la marina, la flotta veneta, che la faceva paura a tutti nel Mediterraneo, ma anche in oceano. L'8 giugno 1797 venne fusilato all'Osterosa il padre cappuccino Luigi e poco dopo viene fusilato il conte Milei Verità, eroi veronesi. Questo le dito in poche parole cosa è successo in quei 2 anni 1796-1797. In realtà i momenti critici dal giugno 1796 al maggio 1797 è la fine ufficiosa, perché la speranza dei municipalizzati era sempre quella di essere riconosciuti da Napoleone, ma Napoleone faceva la politica dei francesi, non quella dei veneti. Così che il 12 maggio 1797 finisce la storia della gloriosa Repubblica Veneta. Vediamo un pochettino, anzi ci fermiamo qua perché è già lungo.
Grazie se mi vi ascoltate e dal production Isole Sparse Renato De Paoli.